È la giornata dedicata a chi fa della salute degli altri la propria ispirazione di vita. Già, essere medici non è solo una professione, è molto di più da oltre 2000 anni. E non a caso, nella giornata dedicata a questo mestiere più antico, il giuramento di Ippocrate è doveroso. È cambiato rispetto al giuramento che pronunciavano i nostri colleghi 2400 anni fa, ma rappresenta ancora la carta costituzionale della professione. Nel celebrare la figura del medico odontoiatra non potevano mancare momenti di vera commozione, come la premiazione dei colleghi con 50 anni di laurea e quanti invece hanno dato la vita per salvarne altre, come al tempo della Prima Guerra Mondiale. Ricorderemo i medici deceduti in combattimento e in particolare i 6 medici veronesi che sono morti in combattimento, di cui 2 medaglie d'argento al valor militare. Vogliamo dire i nomi? Il dottor Aliaud e il dottor Contro. L'inno nazionale, quello europeo, quasi a testimoniare che essere medico in tutte le sue forme, da ospedaliero a di famiglia, è prima di tutto essere a servizio dei propri simili. Adesso, il 25 novembre per la precisione, scatta un termine per cui deve essere applicate le direttive europee sul riposo dei medici dopo il lavoro. 11 ore di riposo scattano automaticamente il nuovo turno di lavoro e questo impatta anche sulle problematiche di quello che è il riposo dopo, per esempio, una chiamata in reperibilità. In realtà questa direttiva è nota almeno dal 2003, è stata rimandata dai vari governi, poi l'Europa ha aperto una procedura di infrazione. È un malessere di categoria che porterà tutte le sigle sindacali che si legano alla professione a scendere in piazza. Il 28 è un momento di unione di tutta la professione medica sotto la Federazione Nazionale degli Ordini. Questo per me è un momento storico importantissimo. È la prima volta che le società scientifiche e i sindacati di categoria, sotto l'egida della Federazione, si mobilitano per chiedere la salvaguardia della sanità. Immediata la risposta di chi con la sanità pubblica è costretto a fare i conti, e nel vero senso della parola. Io mi auguro che al più presto Roma prenda coscienza che è necessario applicare i costi standard, prenda coscienza di queste direttive europee, non può continuare a spremere le regioni che sono in ordine coi bilanci, che erogano le cure e lasciar stare le altre che non rispettano nemmeno i LEA. L'unica certezza in tutto questo è che essere medico non può essere un qualcosa che si lega alla mera burocrazia, che non è solo un fatto di denaro. E a dare testimonianza del valore è questa platea.